Un cordiale saluto gentili amici e amiche all'ascolto, ultima edizione odierna per quanto riguarda il nostro audiogiornale dal Friuli Venezia Giulia. Dall'inizio dell'epidemia le persone risultate positive al Covid-19 in regione sono 3.156, 8 in più rispetto a ieri. Le persone attualmente positive sono invece 855, 24 in meno rispetto a ieri. Rimangono 2 i pazienti che si trovano in terapia intensiva, mentre i decessi salgono a 316. Lo ha comunicato dalla sede operativa della Protezione Civile di Palmanova il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi. Per quanto riguarda il totale dei positivi, dall'inizio dell'emergenza, 1.329 sono stati quelli registrati a Trieste, 971 a Udine, 659 a Pordenone e 197 a Gorizia. I totalmente guariti ammontano a 1.985, i clinicamente a 76. Le persone in isolamento sono 685, i deceduti 172 a Trieste, 73 a Udine, 66 a Pordenone e 5 a Gorizia. Sono 2.096 le persone controllate lunedì dalle forze dell'ordine nell'ambito delle verifiche per il rispetto delle misure di contenimento del coronavirus. Di queste 19 sono state sanzionate per inosservanza e 15 denunciate per essere state trovate fuori casa nonostante fossero positive al Covid-19. È quanto emerge dai dati diffusi dalla Prefettura di Trieste. Nel corso degli accertamenti sono state denunciate 60 persone per altri reati. Le forze dell'ordine hanno inoltre svolto verifiche in 1.143 esercizi commerciali e un titolare è stato sanzionato. Vienna frena sulla riapertura del confine con l'Italia. In alcuni paesi, come Italia e Spagna, sono ancora in vigore limitazioni agli spostamenti interni. Per questo motivo la chiusura dei confini ai viaggiatori potrà durare un po' di più. Lo ha detto la ministra del turismo austriaco Elisabeth Koestinger. Tutto dipenderà dai tassi di infezione, ha aggiunto l'esponente del Partito Popolare in un'intervista a una radio locale, prospettando invece la riapertura tempestiva dei confini verso la Repubblica Ceca, Slovacchia e Germania. Koestinger ha confermato che dal 15 maggio il traffico transfrontaliero verso la Germania sarà facilitato per motivi di lavoro e per visite di familiari, mentre dal 15 giugno, in caso di andamento positivo dei dati, i confini tra Austria e Germania dovrebbero definitivamente riaprire. Si è tenuta al Tribunale di Trieste l'udienza con cui il GIP Massimo Tommasini ha conferito l'incarico ai 3 consulenti che dovranno eseguire la perizia psichiatrica con cui stabilire se Alejandro Augusto Stefan Meran era capace di intendere e di volere quando ha ucciso il 4 ottobre scorso in questura a Trieste gli agenti Matteo De Menego e Pierluigi Rota. La perizia dovrà inoltre accertare se il 29enne dominicano potrà partecipare al processo stabilendone l'eventuale pericolosità. I periti avranno 60 giorni per completarla, ma tutto è subordinato all'emergenza sanitaria che ha finora impedito di incontrare Meran, detenuto nel carcere di Verona Montorio. Lo conferma l'avvocato della famiglia Rotta, Cristina Maria Pirola. La prossima udienza è prevista per il 21 settembre. Andiamo a chiudere con le previsioni del tempo per giovedì 14 maggio. Cielo variabile con più solleggiamento su pianura e costa. Possibile qualche locale rovescio temporalesco più probabile sulle prealpi e zone orientali della regione. Venti a regime di brezza anche sostenuta nel pomeriggio. Dalla sera e dalla notte possibile peggioramento con piogge diffuse e temporali con bora. Le temperature, per quanto riguarda le minime in pianura, si oscillerà tra i 12 e i 15 gradi, le massime tra i 24 e i 26, sulla costa 14-17 gradi le minime, 19-22 le massime. Con questo è tutto, vi auguriamo la buonanotte chiaramente e vi diamo appuntamento alla prossima edizione del nostro audiogiornale prevista nel primo pomeriggio di domani, giovedì 14 maggio. Alla prossima.